Cari amici di Venti del Territorio, ben ritrovati a tutti. Siamo quest'oggi a Senalia della Battaglia, precisamente nella fazione di Fontigo. Con noi abbiamo il presidente Carlo Borsoi, un nostro carissimo amico, presidente dell'associazione AS di Fontigo. Ben ritrovato Carlo, è un piacere averti qui anche quest'oggi. Bentornato anche a te Luigi. Ormai questa esperienza sta terminando, però è stato un grande successo la festa della birra. Sì, quest'anno abbiamo avuto un bel riscontro come anche negli anni precedenti, ma quest'anno diciamo abbiamo mantenuto lo stesso trend positivo, anche il tempo ci ha aiutato e quindi quando il tempo è bello nella nostra festa, che è maggiormente all'aperto, la gente viene volentieri perché ci sono anche, oltre alla degustazione di molte pietanze e la birra, ci sono anche i giochi per i bambini, quindi anche per le famiglie è adatta, diciamo, anche. E anche tante serate a musica. Beh, ovviamente quello in prima la musica, perché nel nostro, diciamo, nella nostra indole, ecco, perché appunto la festa della birra di Fontigo è proprio festa della birra e musica dal vivo, ormai la 36esima edizione, quindi pensiamo che sono passati circa 300 gruppi negli anni, quindi continuiamo a mantenere questo trend. Ecco Carlo, tu parlavi a proposito anche giustamente di cibo, ormai la domanda è la classica, però tanti telespettatori nuovi vogliono sapere quali sono le pietanze tipiche di questa festa. Beh, noi diciamo che le patatine sono, diciamo, l'eccellenza della festa, perché sono patatine non surgelate ma appena colte dai nostri campi del territorio, quindi a chilometro zero, e quindi patatine fritte a go-go, ecco, diciamo, e quindi questo è proprio il nostro fiore all'occhiello, oltre ovviamente alla carne da griglia, i primi piatti, gli hamburger, hot dog, e quindi anche abbiamo la sezione, diciamo il chiosco come sezione di panini, quindi insomma c'è una grandissima e vasta scelta, ecco, per qualsiasi gusto. Carlo, naturalmente è ovvio ma non scontato l'aiuto di tantissimi volontari giovanissimi. Certamente, senza di loro ovviamente non si potrebbe fare quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo, e colgo appunto anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che sono venuti in tutte le sere fino a tarda notte a pulire le pulizie, perché la gente che magari non si vede, che però fa un grosso lavoro sempre dietro le quinte, quindi direi proprio un grosso ringraziamento a tutti loro, e nessuno escluso. Vediamo passare solo l'impressione, le immagini delle cucine e della gente che si sta accalcando in casa per degustare questi ottimi piatti del territorio. Questa purtroppo è l'ultima serata, però a te tocca l'onere e il dovere di invitare i telespettatori alla prossima edizione, ma anche ai prossimi eventi che la AS di Fontigo ha in serbo per quest'anno. Beh, certo, noi questa è l'ultima serata conclusiva, diciamo, di un'annata positiva. Noi ovviamente tutte le risorse che utilizziamo, che raccogliamo, verranno utilizzate per promuovere e mandare avanti il tamburello, che è il nostro sport, diciamo, di vecchia data, che noi continuiamo a mantenere saldo per mantenere la tradizione, ma ovviamente anche siamo nei campionati italiani, quindi abbiamo 5 squadre da mantenere con trasferte lunghissime. Si parla che andiamo in Piemonte, quindi Lombardia, Trentino, quindi ne abbiamo di chilometri da fare. Non venite qui a Fontigo, sicuramente troverete un buon boccale di birra e un buon piatto di cucina del territorio che vi aspettano. Carlo e tutti i suoi collaboratori saranno ben lieti di servirvi e di aiutarvi, perché vi ricordo, i volontari sono qui rubando tempo a se stessi per donarlo a tutti noi. Vi aspettiamo tantissimo, ringraziamo Carlo e tutti i suoi collaboratori. Grazie a tutti voi, vi aspetto alla festa della birra ormai questa sera, chi fa in tempo, e poi il prossimo anno ovviamente, oppure a vedere anche il tamburello, che è uno sport
che merita, quindi per chi non l'avesse mai visto si ferma e insomma io lo invito a vedere anche questo sport, che è uno sport di nicchia ma veramente appassionante, ecco.